vorrei ricordare a quest'Aula perché i governi precedenti avevano pensato ad Opzione Donna, cioè avevano pensato di offrire alle donne la possibilità di un anticipo pensionistico rispetto a quello ordinario previsto dalla legge per tutti, quindi per gli uomini. Principalmente per due ragioni. La prima riguarda il fatto che le donne spesso si sobbarcano un lavoro non pagato, il lavoro di cura, e l'altra perché accade sovente che per sostenere questo lavoro di cura verso i genitori anziani o verso i figli, alcune donne sono costrette a non lavorare o a perdere alcuni anni di contributo. Quindi si era detto, siccome le donne lavorano senza essere pagate per un certo periodo, consentiamo alle donne di accedere alla pensione con qualche sconto rispetto agli uomini. Questa era la ragione per cui i governi precedenti introdussero l'opzione donna, che fa il paio con la cosiddetta APE social, cioè la possibilità per i lavoratori che avevano nel corso della loro vita lavorativa fatto lavori usuranti di andare in pensione un po' prima. Ora, a un certo punto, nella prima legge di bilancio che fa il governo della destra, il governo di Giorgia Meloni, nella prima, dopo pochi mesi che va al governo, una delle poche cose che fanno sul tema pensionistico, ricordo che avete vinto le elezioni spiegando che aumentavate le pensioni minime, che avreste mantenuto la fantomatica quota 100, che già non sappiamo se sarete in grado di mantenere quota 103. Le pensioni sono state argomento della vostra campagna elettorale. Vi siete presi un impegno con gli italiani. Cosa avete fatto sulle pensioni? Avete tagliato Opzione Donna, cioè avete deciso di penalizzare le donne che non erano in grado di andare in pensione con i requisiti degli uomini. E quindi noi con questa mozione, ringrazio la collega Ostianel, chiediamo una cosa semplicissima al governo: tornate indietro, mettete indietro l'orologio, le lancette dell'orologio, e ripristinate Opzione Donna esattamente come funzionava prima. E sapete perché ve lo chiediamo? Perché i numeri ci dicono che l'operazione che avete fatto su Opzione Donna è fortemente penalizzante per le donne stesse. Nel 2022 sono quasi 25.000 le donne che attraverso Opzione Donna sono riuscite ad andare in pensione in maniera anticipata. Sapete, dopo che voi avete cambiato i criteri d'accesso, quante sono le donne nel 2023 che sono andate in pensione attraverso Opzione Donna grazie alla stretta dei requisiti che il governo Meloni ha imposto? 7.500, 25.000 nel 2022, 7.500 nel 2023, perché avete ristretto i criteri, di cui di queste 7.500 oltre 4.000 con meno di 1.000 euro al mese. Allora il tema, e vado a chiudere, è certamente grave, perché si riduce la platea delle donne che possono accedere a questa opportunità. Ma non vi è bastato fare questo, perché la destra al governo non solo penalizza le donne, ma lo fa sempre infilandoci dentro una punta di ideologia. Perché non solo avete ridotto i criteri in modo che fossero meno le donne che potessero accedere a questa possibilità, ma avete anche collegato la possibilità di accedere a questo beneficio al numero dei figli. Al numero dei figli, come se ci fosse il diritto a chi ha avuto 1, 2 o 3 figli ad avere un privilegio rispetto alle donne che i figli per 1000 ragioni non li hanno avute. E questo segna la differenza tra una Presidente del Consiglio donna e una Presidente del Consiglio capace, attraverso le sue scelte, di sviluppare politiche a favore delle donne. Possiamo avere anche la prima Presidente del Consiglio donna che vogliamo, ma se poi, esattamente come tutti gli altri, quelli che l'hanno preceduta, fa politiche che anziché valorizzare il lavoro e il valore delle donne va nella direzione esattamente opposta, a parte il genere, non cambia niente. Ecco perché il tema del ripristino di Opzione Donna è certamente un tema legato all'equità di genere nella società italiana, ma è principalmente legato alla cultura femminista o antifemminista di questo governo e della destra italiana. Per queste ragioni ovviamente annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.